Restituiamo alla comunità parrocchiale di Venegazzù il proprio campanile, un pregevole manufatto di epoca ottocentesca, dopo un minuzioso lavoro di restauro che è durato all'incirca 3 mesi. Nel cantiere si sono avvicendati il personale specializzato di NGE e 2 restauratori professionali, Dario Bianco che è intervenuto sul consolidamento delle superfici in pietra e Paola Orsolon che ha eseguito degli interventi decorativi, tutti sotto la direzione del progettista dell'intervento, l'architetto Fabio Nassuato. L'intervento è stato necessario programmarlo, prevederlo, in quanto il campanile, che ha una data ben precisa, 1883, si presentava in uno stato di degrado pessimo, soprattutto sul paramento murario di rivestimento esterno in mattoni, perché con il tempo, le normali avversità meteorologiche, il paramento aveva cominciato a perdere dei pezzi. Cadevano dei frammenti di mattone, causa di infiltrazioni d'acqua immense, e il gelo di gelo ha creato dei problemi di decosione della parte superficiale. Quindi l'intervento che abbiamo programmato si è diviso in 3 parti ben precise. 2 previste, quindi la sostituzione di quelle parti di mattoni praticamente ormai assenti, e quindi una componente di carattere anche strutturale, perché la muratura del campanile è in pietrame e il rivestimento esterno in laterizio, sostituzione di quelli che erano ormai quasi completamente scomparsi, e l'integrazione invece attraverso elementi d'armo in fibra o in acciaio delle parti di mattoni che invece si presentavano in grado di essere ancora mantenuti, ma che erano necessario stuccare, riprendere, sia per una condizione di evitare l'infiltrazione d'acqua e anche di carattere estetico, per ridare una lettura d'insieme. Il campanile è molto raffinato perché ha tutta una serie di elementi in pietra d'Istria che ne formano cornicioni, modiglioni, elementi a sbalzo, che però anche questi con il tempo si erano fortemente degradati. Le graffe in metallo che trattengono e sostengono questi elementi, li collegano tra di loro, in ampie superfici erano completamente assenti, ormai logoro dal tempo, ossidate, e quindi abbiamo dovuto integrarne in parte, sostituirne delle altre per riconnettere questi elementi e ridargli quel legame naturale, meccanico, che hanno avuto fin dall'origine. Una problematica invece che non ci aspettavamo in maniera così grave, ma quando siamo saliti in quota e siamo intervenuti con il restauratore, è stato soprattutto il quadrante dell'orologio, quello rivolto ad est, che riporta appunto la data del 1883. È un quadrante composto in 2 parti. Il quadrante esterno, quello che dà la forma regolare all'impianto, nella parte inferiore era gravemente danneggiato, un problema di instabilità che aveva creato una rete molto fitta di lesioni con perdita di materiale lapideo, che è stato necessario intervenire secondo 2 fasi. Una prima fase creando una centinatura in acciaio interna che ridasse alla parte muraria una continuità strutturale, e poi invece un consolidamento esterno delle parti lapidee creando una microarmatura in metallo per riconnettere tutte quelle porzioni di pietra che si erano gravemente staccate, alcune delle quali cadute anche a terra, quindi creando anche dei tasselli con analogo materiale nelle porzioni che richiedevano per ricomporre il quadrante e anche per evitare quel grosso problema di infiltrazione d'acqua che nel tempo ha causato tutti i danni e i problemi che abbiamo visto. Oggi l'intervento è stato ripreso in maniera minuziosa partendo dalla cuspide. Oggi voi la vedete rivestita in rame, ma in realtà in origine, ed è sotto il suo rivestimento in cotto originale, è stata ripresa, riconnessa e controllata punto per punto. Il nostro intervento non è il primo intervento di restauro, è uno di tanti interventi che sono avvenuti in questi 140 anni di vita, però è un intervento che ha cercato di calarsi in ogni punto, in ogni zona e in maniera puntuale, adeguata rispetto a quello che era la materia che si trovava. L'obiettivo è dare una lettura complessiva al campanile con il suo aspetto originale, o comunque il più possibile vicino a quello che era il suo aspetto originale, ma allo stesso tempo eliminare il fattore di degrado principale,
le infiltrazioni d'acqua che con il fenomeno di gelo-disgelo hanno creato tutti i problemi per i quali noi siamo stati chiamati a intervenire. L'attenta considerazione e la scrupolosa attenzione di NGE relativamente agli aspetti della sicurezza e della prevenzione del cantiere sono un prerequisito che diventa anche valore aggiunto, un valore aggiunto che si è presto rivelato nel momento in cui abbiamo dovuto allestire il cantiere in un'area che presenta delle obiettive criticità e limitazioni operative per la sua stessa localizzazione, per la esiguità degli spazi orizzontali su cui si è piantato il cantiere, per la vicinanza della pista ciclopedonale e anche per la presenza del traffico veicolare. Abbiamo gestito il tutto al meglio delle nostre possibilità grazie al personale formato ed informato e con la collaborazione di fornitori di fiducia, quali ad esempio la ditta EP Ponteggi di Padova che ha curato l'installazione del ponteggio. Ringrazio l'amministrazione comunale di Volpago del Montello e il personale degli uffici comunali con cui ci siamo relazionati in questi 3 mesi. Ringrazio l'architetto Fabio Nassuato. Ringrazio per ultimo ma non da ultimo la parrocchia di Venegazzù, l'ex parroco Don Massimo Lazzari che è approdato verso altri lidi di recente e l'attuale parroco Don Federico Gumiero. Ringrazio i componenti del Consiglio degli Affari Economici della parrocchia e tra questi la figura di Massimo Visentin che ha costituito un importante punto di riferimento e anche per il suo spessore e valore umano.